accusata di avere censurato la Divina Commedia esonerando 2 studenti islamici dal seguire le lezioni sul poema dantesco. A 5 mesi dal caso che ha sollevato un polverone nazionale su un'insegnante trevigiana, le autorità scolastiche hanno chiuso senza conseguenze per la docente il secondo provvedimento disciplinare nei confronti della professoressa di una scuola media di Treviso. Lo rende noto la CGIL del Veneto. Anche la contestazione di non avere vigilato mossa nei confronti della dirigente scolastica è stata archiviata, aggiunge la CGIL, perché è stato provato che nessun alunno della classe è stato esonerato dalla trattazione dell'opera dantesca svolta dall'insegnante in aula alla presenza di tutti gli studenti, e soprattutto perché non spetta al dirigente controllare i processi di insegnamento-apprendimento nelle classi. Per il sindacato si è trattato di una strumentalizzazione che ha aggredito l'autonomia e la professionalità di 2 lavoratrici, mettendo in discussione la libertà di insegnamento della docente, la responsabilità dirigenziale, con il solo e unico fine di dettare dall'esterno ciò che la scuola deve fare.